L'attività di Bidon Fashion 1938 nasce nel 1938, quando Giovanni Bidon, insieme a sua moglie Palmira, iniziò a realizzare e vendere zoccoli nei mercati locali. Oggi l'azienda si occupa della vendita di scarpe, abbigliamento, borse e accessori per uomo, donna e bambino. Inizialmente Giovanni e Palmira trasportavano i loro zoccoli ai mercati locali con un carretto trainato da un asino. Questo metodo di trasporto, sebbene rudimentale, rappresentava la dedizione e l'impegno della famiglia Bidon nel portare i loro prodotti ai clienti. Il commercio una volta era basato sugli scambi diretti nei mercati locali. Oggi, grazie alla globalizzazione e all'e-commerce, le vendite avvengono online, permettendo di raggiungere un pubblico molto più ampio. Bidon Fashion 1938 è rimasto al passo coi tempi, abbracciando le nuove tecnologie e offrendo i propri prodotti attraverso il negozio online. Bidon Fashion 1938 fra 50 anni si immagina come un'azienda ancora più innovativa, tecnologicamente avanzata e con una presenza online ancora più forte, mantenendo sempre viva la tradizione familiare e la qualità dei prodotti.